Italia, hai tu uno strani qua che mi hanno anche incolpato e mi hanno detto guarda, per colpa tua mi ha toccato il camper, cioè tu capio? E adesso gli devo 12.000 pipi, porca troia. All'epoca, vabbè insomma dai, cambia il porco. Ti sa come che lei è dopo. E panei e questo e quello. Beh sì. Ario, che tradotto in italiano significa guarda, ho detto per te tiro fuori la bestia rara. CP, cane piccolo. Pericoloso. Ciao bellezza, ciao, vieni qua che aspetta. Che ultimamente peste tutti i cani, vieni qua che se limonemo, dai, vieni qua. Cioè, è un pincher sto qua, sì. Numero 1, Ugina V2 del pincher. Spuzza se c'è me il primo, che spuzzea. Aspetta un attimo, vai, beve, i fuma, vedi questi qua lì, tu cazzo, i tu nostri, col saluto che ti dice. Allora no, il tu qua ci ha appena detto che è al Viesa. Adesso oggi, beh oddio anche oggi no, era una giornata di merda o un culo. Come sei stato? Che non l'abbiamo mai provato d'estate. Allora, il Viesa oltre i 30 gradi, sì? E sotto il sole, sì? Non va. Ma il discorso... calda, si scalda anche l'acqua dentro. Ah, ok, quindi peggiora. Perché il discorso che ci faccia la gente è che essendo un umidificatore, nelle zone umide fa peggio. Tipo da noi qua, cioè spiegami tu che ce l'hai. No, io mi trovo da Drio perfettamente, a parte quando è troppo caldo. Quindi non oltre i 30, sì. Diciamo, vabbè. Troppo caldo, stai dentro tranquillo. Però... Ma esperienza tua, l'umido non cambia niente? No, zero assoluto. Tipo un cuoco che era umido, no? Zero assoluto. Non cambia. Le ancora devi andare? Sì. Ah boh, quindi l'umido non c'entra. Boh, perfetto. E dopo, loro ti consigliano di aprire i 3 cm l'oblò, un po' il fine... Cazzate. Spalanca. Più aperto hai, meglio va. Addirittura? Sì. Infatti anche a Fabio ne diceva di tenere aperto, non capivamo, ho detto ma scusa un attimo, se il pizzo attaccato, se avete te finestre. Si basa come che le fuori al tempo in poche parole, in base alla temperatura esterna. Che roba strana in Italia, devo capire. Porca miseria. Almeno compra parea, no? Beh sì. Fufa! Cara, dopo sta sotto il sol battente, però. Anche gli furbi pincher sono anche cani dal caratterino molto particolare, perché tanti li confondono magari con i chihuahua che sono un po' di spaccacasso, ma in realtà guarda che il pincher, che tra parentesi è un doberman, sarebbe il doberman pincher nano, ok, è veramente ha il suo bel caratterino, è molto estroverso, intelligente, affettuoso col padrone, con che altri non mi pare, però stronza, oddio, non so, mi avevo il marzetto era un spettacolo. Aspetta, sì, perché vedi, tu mi dici roba, aspetta che traduco in italiano, mi sgridano, mi rimproverano, mi fanno notare ciò che non va nei miei atteggiamenti, nei miei comportamenti, nelle mie influenze verso gli altri, che dopo la gente va a vivere in camper, quindi anche lui è da 1 anno e mezzo che c'è dentro, no? Chissà se dopo ci fa montare su. Cosa ha detto Italia? Domanda che Italia, dai, male, fammi montare. Vabbè, monta. Cosa? Guarda Italia è scarico del tuning, ho tu mai visto? Però cambiami una curiosità, cos'è sta roba? Ah, il cinebasto, marmittina del cinebasto, laica qua ragazzi, tu capito? E quel che lì è. Scaita artigianale, permesso, il suferino, Mirko, guarda qua cosa la monta, permesso. Avanti. Ti accompagno il mio per avere come disposizione, guarda. Infatti fa schifo. Ecco, oddio. Guarda che lui ha montato la bici là. Più o meno come volevo fare io, sì. E che per tirarla fuori gli bestemme? No? Tu chi di bicicletta? Ma non ti si veneto? Sì. Bello. Mi sono a cavallo. Che storiazza a mansardata. Il bello dei Leica, la doppia finestrina. Vedi? Che storie. Pellicola in carbonio che ha messo, che forte. Che storiazza, bello ragazzo, bello. Veramente bello, guarda che le devo attaccare tutti i pizzi dappertutto. Senti tu? Ah sì, era qua il famoso Viesa. Aspetta che fuori le freschetto. Cioè no, le freschetto, come si dice? C'è umido, infatti sono un po' inumidito. Ti mette sotto il tessuto? C'è arietta fresca, sì. Ovviamente più di un ventilatore, più fresco di un ventilatore. Adesso ti sto dando le mie impressioni. Butta anche fuori tipo una specie di profumo. Come sbaglio? O sono mica me drogo? Vedi Calabria Magic. Ah ok, ecco perché. Sì, te va 12 volte insomma. Però te dici tenere la porta aperta. Anche a finestre, spalanca. Più te spalanca, ti fa girare. Perché scusa, se tieni chiuso con questo acceso così come fa meno? Fa meno, è proprio se te va anche in blocco proprio. Ecco, sì, come diceva. L'aria calda, più va in blocco. Ma bisogna sentire l'esterno. Più apri e più ti sta bene. Guardati. Comunque
ragazzo veramente a disposizione del pulmino. La cucinetta qua, dinette, il letto basculante, quindi mansardato, e dietro il letto a castello, che lui vabbè là comunque un letto, un coso che ha usato per fare il gavone bici, e il bagno in tel cuo, e qua l'armeron, tradotto in italiano armadio. Classico anni 90. Bello. E il famoso coso qua, vedi il color salmone che non mi piace a Singano, che c'è su Pulmin, anche quello uguale. E anche il coso, tega, sì, uguale, va la finestra e compagna, questa, identica. Sia la finestra è proprio identica in tutto e per tutto, vedi lui ha l'S6, quindi sia la dimensione della finestra che, come si chiama, quello degli oscuranti, identico. Tutti rotti. Ah, ecco qua. Vabbè, tega, due bocchette di qua e due di là, direzionabili. Una volta te apre là, te le gira su, te Beh, sì, ce l'hai anche tutta diretta. Vero. Senti, perché a parte tutto Italia spinge forte l'aria, ok? Quindi ho capito l'aria fresca, ok? Però la spinge, quindi aspetta che mi allontano, aspetta che ti dico. Allora la sento benino a 1,5 metri di distanza, il che significa che è la stessa distanza che dove dorme lui, quindi se ce l'hai a questa distanza più o meno, guarda, dal letto, comunque ti ripeto 1,5 metri, dormi veramente bene. Dentro ovviamente. Beh sì, sempre, guarda, perfino, guarda, anche da fuori finestre, due finestrette dietro. Oh, aspetta che non vi pincio e siepi qua, volevo indietreggiare per farti vedere com'è la Pulmin di lato, è uguale. Guarda, e stesso fendinebbia abbiamo, uguale, identico. Mamma mia, sei terribili che fendinebbia là. Porca miseria, ma che volta una mano in te a coscienza qui progettea. Soprattutto quando che te lo accende, che te butta le batterie. Porca miseria, vabbè, metti una LED, ho messo una LED io. Ovviamente rende meno. Ho tutto LED dentro, però là no, perché vabbè. non lo usa mai. Potuto fare una cazzata a 35 anni. No! Col baffo a retine. E giustamente. Vero, no, non mi ero accorto. E spoiler sotto quello del carbonio. E devo fare il camper del tuning qua. Mario, te da via sto qua col tuning, guarda qua. A me agio. E davanti, per fortuna, ho la campanatura regolabile. Ciao stronza! Buon Veccia, ci salutiamo, ci sono capiamo. Stato contento. Ah beh, volentieri. Qualche raduno, adesso vedremo. Italia, e beh, ora che te vedi sto video il raduno sarà già finito, quindi a Sastarno. Ho cambiato adesso la vita del camper, ora te vedo il video. Ok, no, Italia, rettifico. Ho fatto una stradina con, diciamo, una curvetta, un ingresso dove Pulmin dondolava, ma dondolava proprio di brutto, cioè che si apriva tutta l'altra roba, cioè proprio non ha praticamente dondolato, quindi veramente ok, mi ero sbagliato, perfetto, sono contento, meglio. Sì, Italia, non sarà silenziosissimo, beh oddio, rispetto ad altri generatori è praticamente ultra silenzioso, però niente, ho acceso il generatore col deumidificatore perché qua si muore, accidenti, porca miseria. Dovevo andare a trovare l'Alessia ma non c'era parcheggio, quindi esatto, al parco. Sentilo, non fa proprio tantissimo rumore. Andiamo di qua perché il generatore sarebbe di qua. Sì, è decisamente molto più silenziato rispetto ad altri, però insomma non è neanche silenzioso, ovviamente non è un EFOI, è un generatore a GPL, ma è un generatore ben coibentato, chiuso e tutto, ma è pur sempre un generatore, insomma, anche perché il signorino qua tira 2,5 kW, quindi insomma ha un generatore, insomma, qui controscatoli, per non dire coi controcoglioni, che se volgare non si bello, insomma. Poi rispetto anche per chi che ascolta, insomma, dai. Ho provato ad aprire un po' le finestre ma non tira un pelo d'aria e c'è questa umidità pazzesca. Poi vedi Italia, come ti dico sempre, gli oscuranti esterni, fidati, prova. Vedo sempre tanta gente con gli oscuranti interni, non contano niente, fidati, vanno esterni. Oppure se c'hai quelli interni che puoi metterli anche per fuori, provali per fuori, poi mi sai dire.